Buongiorno da Leandro Maggi, da Taglio di Po. Abbiamo conosciuto Annalisa Nordi come bravissima coreografa e bravissima insegnante di danza, ma oggi la vogliamo conoscere anche per una interessante scrittrice di libri noir. Per questo il telefono Annalisa. Buongiorno Annalisa, spiegaci che tipo di libro hai scritto e da dove nasce questa tua passione. Allora, sono stata invitata da Caterina, che oltre ad essere una bravissima commerciante di Taglio di Po è anche una mia carissima amica. Ho presentato il mio romanzo uscito in agosto del 2022. È un romanzo new adult, pieno zeppo di suspense. Diciamo che è un po' come essere in un film d'azione, ma con una storia d'amore da cardiopalma. O ci vuoi Posso dare un anticipare? piccolissimo spoiler se vuoi. Vai, vai. Allora, parla di una ragazza che si chiama Laila, è appena laureata in veterinaria e nel suo viaggio post laurea che compie con la sua migliore amica viene rapita. Vai là. Non ne conosce il motivo, crede che sia un caso, ma non è così. Si trova invischiata nei loschi giochi di potere del padre, che lei credeva una brava persona, e invece no. Si vede poi dall'altra parte del mondo, perché lei viene rapita in Pakistan, quindi in Australia, un ex mercenario molto molto bello e tenebroso viene incaricato di salvarla. Tra i due sembra esserci una grande, come posso dire, intesa, ma difficile in continuazione, nonostante questa intesa. Quindi un libro noir che sicuramente potrebbe essere anche tradotto in un film, lo vedo già con un un protagonista, Brad Pitt o quant'altro, e quindi Annalisa, complimenti, ti abbiamo conosciuta come grande coreografa e grande ballerina e adesso anche come scrittrice. Ti seguiremo, grazie ancora. Grazie di cuore.